Professoressa Chiarvesio, da dove siete partiti per programmare il lavoro della vostra officina e quali sono, diciamo, anche le tappe che vi siete prefissati? Allora, l'obiettivo di questa officina è quello di inserirsi in un contesto di analisi, diciamo, regionale in cui c'è una forte vocazione manifatturiera tradizionale che negli ultimi tempi sta evolvendo e sta però anche viene affiancata da una forte spinta anche imprenditoriale in altri contesti che vedono nuove risorse, appunto nuovi fattori produttivi, come dice il titolo dell'officina stessa, assolutamente rilevanti, come tutto il patrimonio culturale, territoriale, tutto il tema di nuovi saperi, del industrial heritage, tutto il patrimonio, anche le filiere agroalimentari, che sono fattori importanti che vedono l'innesco di una spinta innovativa molto forte. L'obiettivo di questa officina è quello di studiare, analizzare, individuare esperienze, mapparle, ma non solo, anche di comprenderne quelli che sono gli elementi di sostenibilità, quindi come queste esperienze anche si innescano nel territorio, quali sono gli attori coinvolti, quali sono i fattori che ne consentono anche non solamente la nascita ma anche la crescita e lo sviluppo e che possono essere anche diffusi. Quindi il lavoro un po' sarà orientato lungo questo tipo di percorsi, non da ultimo andando a individuare eventualmente anche competenze o nuove esigenze in termini di formazione che possono aiutare questo tipo di sviluppo e questi percorsi. Un esempio di quello che si potrà fare è stato presentato proprio anche oggi, una struttura bellissima che c'è nella Bassa Friulana di cui appunto avete parlato. Ci vuole raccontare questa piccola chicca, diciamo? Sì, oggi ci ha fatto piacere così invitare un esempio, un caso, presentare un caso appunto molto articolato, che è quello della Mideria Chiozza, che è un esempio appunto di industrial heritage, quindi di struttura industriale del passato, che ha delle forti potenzialità in termini di rivalorizzazione, con delle ricadute notevoli in termini di diciamo, modo in cui può essere tramandato un patrimonio culturale della nostra regione legato alla manifattura, che però può avere anche un impatto in termini sul territorio, anche in termini di attrattività turistica, perché comunque c'è la possibilità di ripercorrere la storia di un'attività che è stata importante. È anche un esempio di imprenditorialità, perché dietro a questo, alla Mideria, c'è un progetto, c'è un'associazione che sta lavorando al fine di trovare le modalità e gli strumenti per valorizzare questo tipo di patrimonio. E quindi, come si vede, appunto, ci sembrava un buon esempio di progetto anche molto articolato, che fa parte delle numerose situazioni che ci interessa mappare anche nei diversi contesti, anche settoriali.